Direttore, una nuova novità per l'ospedale di Conegliano. Dal punto di vista pratico, quali saranno i benefici di questa nuova tecnologia? Il beneficio, intanto il paziente avrà la fortuna di stare meno tempo possibile all'interno della risonanza e questo è già importante perché andiamo a ridurre sostanzialmente i tempi di esecuzione dell'esame. In secondo luogo, l'altra cosa importantissima, sembra una cosa da poco, ma la rumorosità. Tutte le risonanze di vecchia generazione, ma anche le attuali, hanno una rumorosità che supera i 100 decibel. Questo arriva a 40 decibel, cioè al rumore di conversazione, per cui il paziente non sarà neanche disturbato da questo rumore di fondo. E poi la possibilità veramente di andare a vedere anche all'interno di organi che prima non riuscivamo a fare, avevamo bisogno di altra tecnologia. Quindi sicuramente un salto di qualità eccezionale, ma che questa unità operativa si merita perché il primario e la sua equipe sono veramente all'avanguardia. Soprattutto durante il lockdown, in questo periodo di Covid, c'è stata molta attenzione su una sanità, diciamo, se si può chiamarla così, più tecnologica, più virtuale. Questa sarà la via anche durante il post pandemia? Assolutamente sì, non lo voglio svelare oggi perché lo vedremo poi col Presidente. Stiamo studiando anche una nuova tecnologia personalizzata per vedere di sperimentare proprio a domicilio delle persone Covid positive un monitoraggio continuo e costante senza bisogno che ci sia il passaggio degli infermieri o dei nostri operatori. Oggi c'è stata un'inaugurazione qua all'ospedale di Conegliano, l'ospedale del Veneto, quindi sarà sempre più tecnologico? Assolutamente sì, una risonanza da 1,5 Tesla, 1.300.000 euro, 2 TAC comprate l'anno scorso, una per Vittorio Veneto e una per Conegliano da 1,6 milioni, e stiamo parlando di una risonanza importante oggi perché fa risonanze di altissimo livello con ovviamente per neurologiche, quindi per il cervello, cardiologiche per il cuore, per tutto quello che riguarda poi l'ambito generale e senologico in particolar modo, quindi a Conegliano c'è anche questo nuovo riferimento. Partiremo poi con la gara europea in autunno per l'ospedale nuovo che ci costerà 75 milioni di euro e confermerà appunto Conegliano come centro di riferimento. Allora, Sindaco, una nuova novità per l'ospedale di Conegliano, un ospedale che è destinato ad avere un grande futuro. Come commenta queste novità? Un'altra bellissima novità, il futuro l'abbiamo visto nella progettazione del nuovo ospedale da 75 milioni di euro, ma oggi abbiamo inaugurato un altro macchinario da 1,3 milioni, per cui presente e futuro, questo è quello che vogliamo per la città di Conegliano. Ringraziamo la Regione per gli investimenti, ma soprattutto tutto il personale che in questi mesi ha vissuto un periodo molto duro e che si è espresso meglio non solo da un punto di vista delle capacità professionali, ma anche dal punto di vista delle capacità umane. Veramente un grazie a tutti coloro che lavorano nell'azienda sanitaria a qualsiasi livello, dagli addetti agli infermieri, ai medici, perché veramente ha fatto un grandissimo lavoro e lo stanno facendo tutt'oggi.